Ecofarmacie è un'iniziativa della Regione del Veneto con il supporto di Arsenal IT, che propone una nuova gestione della prescrizione farmaceutica per eliminare il promemoria cartaceo, garantendo una soluzione completamente digitale. Come dicevamo nei moduli precedenti, il cittadino, dopo essersi recato dal medico e aver rilasciato il proprio consenso all'apertura del fascicolo sanitario elettronico regionale, potrà ritirare i farmaci prescritti anche solo con la propria tessera sanitaria o con lo smartphone. Ma come avviene il rilascio del consenso? Innanzitutto, ricordiamo che la modalità di raccolta del consenso presentata in questo video è relativa alla fase di sperimentazione di ecofarmacie. Il consenso all'apertura del fascicolo per la finalità di cura si suddivide in 3 diversi tipi. Consenso all'alimentazione. Permette di recuperare informaticamente e rendere accessibile all'assistito tutti i dati e documenti prodotti dal sistema sanitario. Consenso alla consultazione. Permette ai soggetti autorizzati dal paziente e individuati dalla normativa di avere accesso a tali dati e documenti per finalità di cura e per il solo tempo necessario per attuare il percorso sanitario. Consenso all'alimentazione con dati e documenti pregressi. Permette ai soggetti autorizzati che prenderanno in cura l'interessato di avere a disposizione in modo immediato la storia clinica del paziente, in modo da avere un quadro completo della stessa. Vediamo ora i soggetti per cui è possibile prestare il consenso. Il consenso può essere prestato per proprio conto nel caso in cui l'assistito esprima il consenso per se stesso, esercitando la potestà genitoriale, esercitando la tutela su un altro assistito. Il soggetto esprime cioè il consenso in qualità di tutore legale dell'interessato che rappresenta. Ricordiamo che il cittadino potrà in ogni momento revocare il consenso al fascicolo presso il distretto. Ma come si raccoglie il consenso? Innanzitutto il medico deve identificare il cittadino. Successivamente procederà a illustrare all'interessato che cos'è il fascicolo e quali sono i suoi obiettivi attraverso l'informativa orale o scritta. A questo punto il medico raccoglierà i consensi nella propria cartella attraverso dei flag. Infine acquisirà i dati di contatto dell'assistito, cellulare e mail. Ricordiamo che nel caso in cui il cittadino non dia il consenso all'apertura del fascicolo, non sarà possibile visualizzare informaticamente i suoi documenti sanitari. È necessario quindi in questa fase far comprendere all'interessato quanto sia importante che i suoi dati e documenti siano resi visibili e consultabili a tutti i soggetti che lo prenderanno in cura nel corso della sua vita. Ciò perché più informazioni avrà a disposizione il medico, più appropriato sarà il percorso di cura che sarà in grado di definire. Nel caso in cui il cittadino non rilasci il consenso, non sarà possibile il ritiro del farmaco solo con la tessera sanitaria o con lo smartphone, ma sarà necessaria la presentazione del promemoria. Vuoi saperne di più? Abbiamo preparato una guida per la raccolta consenso. Scaricala dal sito salute.regione.veneto.it.